che sale con tutti i suoi saltatori. Palla dentro di Rossi sul secondo palo, cadono in due, poi la palla rimane lì, De Maio, la rovesciata di De Maio, ma il gioco era fermo, palla terminata di poco fuori, ma il gioco era comunque fermo, era una posizione di fuorigioco del difensore delle rondinelle. E dopo al 47esimo registriamo comunque questa rovesciata da parte di De Maio, anche se il gioco, appunto lo dicevamo, era fermo per una irregolarità di offside. Si ripartirà con il rinvio da fondo campo di Finsoglio. Con il di Budel, la mette giù adesso ancora Corvia, molto attivo e propositivo in questa fase iniziale della partita. Attenzione 1-2 per l'Asio che Corvia, limite del rigore, Corvia prova a tenere il pallone sulle destre, Rossi la tiene lì, dobbiamo buttarla via, che lo fa Di Matteo intelligentemente, ma il Brescia quando accelera sulle tre quarti fa paura, proviamo a recuperare il pallone, non ci riusciamo con Misuraka e ancora Budel a tenere il pallone in verticale per Caracciolo, la sponda di Caracciolo a cercare un compagno, ma adesso siamo in contropiede con Misuraka in posizione di trequartista, va a lanciare Malonga, la posizione regolare, Malonga, e sono 5 ragazzi, quanta roba questo giocatore, è il primo pallone che fa ed è ancora gol. Grande gol di Vimmo Malonga al 41esimo minuto del primo tempo. Domenico Malonga l'ha messa dentro, Misurata è ripartito in contropiede, ha puntato l'avversario, ha visto che Malonga si allargava sulla destra, ha scelto il tempo giusto di passare il pallone, gliel'ha messa lì, Malonga ha puntato l'area di rigore, è entrato da destra, ha puntato il portiere avversario, ha calciato ad incrociare e là sul secondo palo l'ha messa dentro, mettendo a segno il quinto gol del suo campionato e proprio su questa azione termina il primo tempo di Vicenza Brescia 1-0. Signore e signori, quanta roba questo Domenico Malonga, veramente un giocatore che ha una dote veramente incredibile, tocca pochissimi palloni ma tutti quelli che tocca li mette in gol e dopo veramente andiamo a chiudere questo primo tempo con una bella giocata da parte di Malonga che ha messo in gol la rete dell'1-0. Adesso vediamo se riusciamo ad avere tra poco anche Corrado, sarete tornati con noi per un commento a questo primo tempo. Comunque un primo tempo che si chiude dunque con il Vicenza in vantaggio per 1-0. Ricordiamo il marcatore Domenico Malonga al 48esimo minuto di questo primo tempo. Si chiude dunque in vantaggio, abbiamo sofferto tanto, abbiamo rischiato in 4 occasioni di andare sotto con, lo ricordiamo, tra il 24esimo e il 33esimo abbiamo rischiato con Rossi, Caracciolo, Lasi che la traversa di Zambelli, Corvia, abbiamo veramente rischiato tantissimo, ma alla fine andiamo al riposo in vantaggio e adesso ci ha raggiunto qui con noi Corrado Ferretto per un suo commento, una sua analisi del primo tempo. Abbiamo rischiato tantissimo perché la chiave di lettura del secondo tempo sarà un Brescia completamente riversato nella metà campo biancorossa e il Vicenza a cercare spazi in contropiede. Budel la tiene ancora per De Maio, palla in verticale a cercare Lasic, la tiene Lasic per Budel ancora ragiona e si affida all'indietro per Stovini, sinistra da Prelà, buona giocata da Prelà, va in mezzo a due da Prelà, arriva al limite del rigore, prova a lanciare in profondità Carazzo, per fortuna sbagliato il tentativo da parte di Da Prelà, adesso il Vicenza può rifiatare rifacendo il gioco con Pinardi, di prima intenzione per Malonga, prova un colpo di tacco bello da vedere ma purtroppo non efficace perché il pallone non arriva a Castiglia e allora il Brescia può nuovamente manovrare una nuova azione offensiva con Corvia, forse il fallo, sì così è da parte di Martinelli che Stile Scusa batte in velocità Corvia, ma l'arbitro doveva fare rispettare la barriera e dunque nulla di fatto, si ripartirà con punizione per il Brescia dai 30 metri zona centrale del campo. Salomon Rossi sul punto di battuta assieme a capitano Budel, veramente era proprio Budel a mettere il pallone in mezzo, un tiro non è la soluzione meno probabile da quella distanza da parte di più verosimile invece un cross sul secondo palo dove già si stanno appostando i tre saltatori De Maio, Caracciolo e Salomon. L'arbitro fa rispettare la distanza della barriera, tutto è pronto adesso, fischia l'arbitro, parte Budel, secondo palo, Caracciolo la mette dentro e arriva il paese di Brescia con Salomon.
sempre i soliti gol prendiamo, non c'è niente da fare, prendiamo sempre i soliti gol. Il pareggio di Salamon al minuto numero 3, 1-1 il punteggio tra Vicenza e Brescia, la punizione di Budel, la sponda di Caracciolo, il Soglio che non arriva assolutamente a intercettare il passaggio di Caracciolo sul secondo palo. Solo Salamon ha un compito più che facile e insaccare praticamente a porta sguarnita, ma commettiamo sempre i soliti errori. Non è certo come il gol preso con il Verona, ma il punto da cui si è partiti con la punizione praticamente è lo stesso. Breda aveva detto in settimana che si sarebbe lavorato sui calci da fermo, purtroppo se questo è il risultato c'è da lavorare ancora tanto. Giandonato, Pinardi, di prevenzione per Castiglia, lancia Malonga, buona legge difensiva di Zambelli, la palla rimane lì. Nella linea ma abbiamo anche beccato il gol, sì, abbiamo subito il gol di Corvia che ci ha castigato da una posizione ravvicinata, altra dormita della che ha permesso un cross facilissimo da destra, non c'era nessuno a chiudere sul secondo palo, a Corvia non è parso vero di trovarsi da solo sul secondo palo, ha calciato libero da nessuna marcatura e la palla è terminata nel gol. Siamo sotto adesso, 2-1 per il Brescia. E quindi riaffiorano fantasmi del passato, dobbiamo cercare di reagire adesso a questo del Brescia che nel giro di 9 minuti ha ribaltato la partita, è avanti per 2-1. Da segnalare che il Brescia ha segnato il gol quando il Vicenza era con l'uomo in meno perché era ancora fuori dal campo a farsi curare, però il gol è stata una completa ingenuità biancorossa. Castiglia per Gavazzi, prova a tenerla, chiama il pallone Malonga in mezzo al rigore, ancora Salamo gliela mette giù, Giandonato ci prova a soffrire, a segnare 1-2, Gavazzi, la rigore, quindi Gavazzi, l'ha messa dentro, 33 minuti, 50 secondi, il US l'ha messa dentro, 2-2, il Vicenza non muore, il Vicenza come un pugile, deve essere bastonato ma non muore facilmente, non si rende facilmente, e anche oggi l'ha rimessa in piedi questa partita. Bella la giocata di Gavazzi che si è presentato 1 contro 1 con Arcari, il pallonetto, hanno provato quelli del Brescia a buttare via il pallone, la squadra però è terminata in gol per il 2-2 bianco-rosso. Importante il contributo di Plasmati in questa azione, ha fatto salire la squadra, ha fatto il passaggio determinante per Gavazzi, i suoi centimetri servono là davanti e adesso attenzione a non commettere altre stupidità.